Fu l'ex servizio segreto per la sicurezza militare, il SISMI, a bloccare i cosiddetti cecchini del weekend, anche italiani, tra questi un personaggio di Trieste, che pagavano per andare a uccidere anche donne e bambini nella Sarajevo assediata durante la guerra dei Balcani. Lo ha raccontato un ex 007 bosniaco allo scrittore Ezio Gavazzeni, il quale nei mesi scorsi ha depositato un esposto in procura a Milano che ha portato all'apertura di un'inchiesta per omicidio volontario plurimo aggravato da motivi abietti e crudeltà. L'ex agente dell'intelligence bosniaca in un carteggio mail rivelò come i servizi bosniaci hanno saputo del safari alla fine del 93. Tutto questo è successo nell'inverno del 93-94. Abbiamo informato il SISMI all'inizio del 1994 e ci hanno risposto in 2 o 3 mesi. Abbiamo scoperto che il safari parte da Trieste, l'abbiamo interrotto e il safari non avrà più luogo. Dopodiché, ha spiegato ancora la fonte dello scrittore, il servizio bosniaco non ebbe più informazioni sul fatto che il safari si ripetesse a Sarajevo. Non abbiamo ottenuto dal SISMI i nomi dei cacciatori o degli organizzatori, aggiunto, quindi dovrebbe esserci un documento del SISMI in materia del 1994. Testimonianze e documenti su cui dovrà fare luce ora l'indagine del PM Alessandro Gobbis, condotta dal ROS dei Carabinieri, emersa a luglio e partita di fatto ieri con un vertice tra inquirenti e investigatori che hanno anche iniziato ad acquisire atti del Tribunale Penale Internazionale dell'Aia sull'ex Jugoslavia dopo il deposito dell'esposto dello scrittore assistito dagli avvocati Nicola Brigida e Guido Salvini.